Buongiorno, ciao a tutti. Oggi parliamo di pignolo. Ieri sono stato al World Pignolo Day a Udine, organizzato dall'Associazione Produttori del Pignolo, associazione neonata per volontà dei produttori, sì, e di Ben Little, ovvero colui che ha scritto il libro Cultivating the Invisible, ovvero un libro sul pignolo che vi ho già fatto vedere l'altro giorno. E mi ha invitato a questa degustazione, questo simposio, scusate, dove c'erano in degustazione circa una cinquantina di pignoli, un po' tutte le aziende produttrici. E quando avevano degustazioni di questo tipo, parti con delle certezze, e poi chiaramente alcune certezze si sgretolano, stava facendo e ne vengono fuori delle altre, insomma, ecco. Faccio un'analisi così a mente fredda, ho appena finito di scrivere le mie impressioni. Comunque, devo dire che l'unica certezza è stato che il pignolo di Bressan sapeva da pepe. Questa è l'unica certezza di ieri, e è una cosa che non capisco, però non importa, quello sapeva da pepe. Il pignolo di Radico molto buono, ma l'ho trovato chiuso, ancora chiuso, aperto e aperto da un paio d'ore, non di più. Nel resto dei pignoli ho trovato che bei vini, quasi tutti, a parte qualcuno con qualche difetto. E ho trovato sì, bei vini, ma pochi pignolo nel vero senso della parola, cioè qualcuno aveva il pignolo solo nel nome, per dire, probabilmente sono tagliati con altro o hanno fatto lavorazioni in cantina di altro tipo. Spicca in questa classifica dei non pignoli, secondo me, eh, il vino di Latunella, che proprio è probabilmente un vino creato per un mercato estero, per americani, un vino che non ha niente a che fare col pignolo, non c'era neanche il tannino in questo vino qua. A parte questo, devo dire, i migliori prodotti sono sicuramente quello di Federico Stropolatini, 2015 vinificato, affinato solo in cemento. Molto interessanti le versioni 2018 di Nadalutti e di Casasola, vini che fanno solo acciaio. Non sono grandissimi vini, non sono vinoni, però bei vini sicuramente. Fa la sua figura, fa il suo, niente di che, devo dire, l'Arbis Rost in Borgo San Daniele. Molto interessante anche quello di Christian Specogna, quello di che era un 2,16, quello di Castello di Buttrio, scusate, non Castello di Buttrio, Conte d'Attimis Maniago. Castello di Buttrio è un'azienda che non esiste più, scusate. Conte d'Attimis Maniago era un 2013, molto interessante il primo assaggio. Al secondo assaggio usciva troppo sentore di legno, di vaniglia. Ne ho già parlato con Fabio e quindi, però è un prodotto che riassaggerò perché secondo me è interessante. Ancora, devo dire che mi ha sorpreso quello di Herman, il Pignatros, un vino che unisce il pignolo di due vigneti, quello di Rutars e quello dell'Isonzo. Mi ha deluso invece il Pignatros era 2,13, mi ha deluso quello di Livio Felluga, l'Eremita 2,13, ma sicuramente lo esageriamo perché il 2,11 era un grandissimo pignolo, uno dei migliori secondo me, quando l'ho bevuto lo scorso anno. Può essere che abbia bisogno di tempo di bottiglia, vedremo. Ho trovato giovane sicuramente Boschioni. Il migliore, probabilmente il migliore di tutti, probabilmente, però dai, non dire il migliore è un po' difficile, diciamo tra i primi comunque 3-5, ci sta sicuramente il Nero Magis, dove c'è Walter Filipputti a fare da consulente, e infatti nella chiacchierata che facevo ieri con Walter, dicevo che il pignolo sì ha bisogno di terreno, sì ha bisogno del terreno giusto, sì ha bisogno del legno, però ci vuole la mano, la sensibilità del produttore. E adesso arrivo al perché Ronco delle Betulle, che è in una zona bellissima per il pignolo, dove un po' è nato tutto, è un bel vino, bel varietale di pignolo, sì, però mancava di identità, mancava di qualcosa, insomma, ecco, giusto per dire. Nero Agis invece ho trovato un gran bel vino, un bel prodotto, 2016 annata, come ho detto, perché la mano del produttore sicuramente fa tanto sul pignolo, perché è un vino sì difficile da coltivare, sì che crea problemi in vigna, sì che crea problemi in cantina, però credo che stia al produttore capirlo e interpretarlo, e in questo, come ho detto, Filipputi è sicuramente il maestro, ma ne è un maestro anche Federico Stoplatini, che per me l'ha capito come vino.
tra le delusioni, però ad esempio c'è quello di Alessio Dorigo, era un vino tutto puntato sul legno, tutto vaniglia, e c'era qualcosa che secondo me non era chissà che un bene, insomma, ecco. Ancora interessante Tenuta Sant'Elena, che è in zona Gradisca di Sonzo, altro bel prodotto interessante, con un tannino presente ma anche un pelino levigato. Molto interessante la versione 2006 di Adriano Gigante, ecco un'altra delle sorprese secondo me della giornata. Ancora, cosa posso dire di interessante? Le vigne di Zamò 2009, giusto per tornare a dire che il territorio fa anche qua il suo. 2009 Zamò, che deve essere appena entrato in commercio, comunque un bel prodotto, e spero che continuino a farlo, anche se sembra che non abbiano più questa voglia. Ancora, come ho detto, Moschioni l'ho trovato, sì, secondo me relativamente giovane, anche se era una 2,13. Gli altri, bene o male, ecco, quello di Giovanni Dri, bello, interessante, e una sorpresa anche quello di Collavini, anche qua 2,16. Non credevo, però Collavini, proprio un bel pignolo in quello di Collavini, bello proprio, bello cioè pignolo, ecco, uno dei pochi che si possono dire su 50, ripeto, un 25 erano spignolo per modo di dire. Visentini era tanto osannato, ma poi ha dei problemi al naso, soprattutto sembrava ossidato, sembrava finito, marsalato, morto. Ho fatto riaprire una bottiglia, il sommelier mi ha chiesto consiglio, la seconda bottiglia era meglio, però aveva sempre questo sentore un po' così. Comelli, proprio uno dei peggiori, secondo me aveva dei problemi di vinificazione, problemi anche la bottiglia. Boh, altro non posso dire se non di ringraziare Ben, che la giornata è stata bellissima. Noi faremo la storia del Pignolo fra un mese esatto, il 20 aprile, e non sarà solo Pignolo, ci saranno grandi sorprese, perché noi faremo una verticale di Dorigo, però ci saranno bellissime sorprese, ci sarà anche Ben Little con me, ci sarà anche Wayne Young, l'amico Wayne. Insomma, creerò una bellissima degustazione di Pignolo per pochissime persone, perché secondo me questa meriterà, e parleremo proprio di storia del Pignolo. Vi auguro buona serata e ciao a tutti, queste le mie impressioni veloci sul Pignolo. Ciao ciao!